Buongiorno cari amici e benvenuti anche a una piccola live sulle Sibille. Sapete che il vostro manetto veneziano alle 10 ad esempio di questa mattina, o alle 10 del martedì mattina, o alle 20:30 del mercoledì, fa le Sibille live o con il De Garda o da solo. Il De Garda invece le fa il lunedì alle 21:30 e al venerdì alle 21:30, dove la gente può fare chiaramente delle domande da solo. Ma oggi vorrei parlarvi di due carte, l'allegria e la speranza. Queste sono due carte importanti, soprattutto quando si parla di cuore, perché chiaramente poi in alcune altre circostanze, quando si parla di affari o quando si parla di problemi con i vicini o di tradimenti o di qualsiasi altra cosa, anche queste carte vanno bene, ma ce ne sono di altre. Però dipende sempre da che cosa è affiancata. Se noi la vediamo affiancata, ad esempio, al gatto che è falsità e a malinconia, e c'è dentro in centro, vedete, una situazione del genere, la cosa diventa complicata. No? Molte volte voi vedete gente che legge la Sibille e che le legge letteralmente carta per carta, dimenticando che è un film, cioè è praticamente un racconto che deve essere in un certo senso ricamato. E quindi quando voi vedete la malinconia e l'allegrezza e la carta e falsità, sono praticamente tre carte che l'allegria non spezza la malinconia e la falsità, ma vuol dire solamente che ci sarà qualcuno che parla in un certo modo dietro le quinte, ci saranno molti pettegolezzi, e questa carta di allegria sta anche a indicare che è un'allegria in negativo, è qualcosa che molto probabilmente tante persone parleranno male e la persona, vedete, alla fine resterà malinconica. Quindi quando vedete in una stesa, no, una carta messa in mezzo a due carte estremamente pesanti, questo sta a indicare che non è un'allegria, ma acquisisce un valore negativo, no? Quindi non bisogna leggere, ci sono gente bravissima, sibillologi, bravissimi che le leggono singolarmente, però il succo, la ricchezza di queste carte che si possono tranquillamente ricamare insieme ed hanno un valore importante, si può vedere più in dettaglio la situazione. Un'altra carta molto particolare è la speranza. Però se noi vediamo, ad esempio, faccio un esempio, se parliamo di cuore, ad esempio questa carta del prigioniero e del ladro, voi vedete che questa carta qui della speranza è imbrigliata, è praticamente schiava, arroccata. Quindi quando voi vedete una carta così, non è che dovete pensare che la speranza vi salverà, arriverà, è che praticamente la speranza verrà praticamente bloccata da, ad esempio, un ladro, cioè praticamente non un ladro nel senso fisicamente, ma verrà incarcerata, bloccata da qualcuno che sarà legato, e un ladro lavorerà contro la vostra speranza. Quindi capite che molte carte che sono bellissime, chiaro che se viene speranza, un esempio, allegria e messaggio, è chiaro che qualcuno vi manderà un messaggio e la vostra speranza sarà baciata, ad esempio, dall'allegria o viceversa, no? Dipendenza di come scendono le carte. Quindi è chiaro che tutto deve essere collegato in un mosaico bellissimo delle Sibille. Quindi quando voi vedete alcune stesse, che vedete magari 4 carte veramente pesanti e una carta bella, quella carta bella non è che vince sulle 4 pesanti, ma magari è un senso negativo alle altre 4 carte, cioè è un rinforzamento. Ad esempio, quando ci sono delle carte tipo la fortuna, che è una bella carta, ma che questa carta in un certo senso è vicina a, come si suol dire, a delle carte pessime, questo che cosa vuol dire? Vuol dire, adesso ve la faccio vedere per chi non ha mai visto la fortuna, dico la carta è fortuna chiaramente, quella là,
Era proprio l'ultimo. Vedete, la fortuna. Ipotizziamo che prima della fortuna c'è questa situazione, no? Vedete? Opla, così, che è più semplice da capire. Eccola qua, la mettiamo qua. Ecco. Vedete, la fortuna, se io... così è più facile. Ecco, se io la fortuna la metto vicino al ladro prigione, vuol dire che la fortuna gira in senso negativo. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che molto probabilmente ci sarà un blocco, vedete, blocco, la fortuna gira e arriverà un ladro. Quindi molto spesso, no? Alcune carte belle vicino a due carte pessime, no? Stanno a indicare, o in mezzo a due carte pessime, stanno a indicare che la fortuna gira in senso negativo, no? Quindi è chiaro che bisogna sempre stare attento. Chiaro che poi ci sono delle carte importanti, tipo la carta dell'artista, no? La carta del gran signore, che invece sono degli outsider, oppure degli mineo, no? Che devono avere proprio delle carte pesanti negative vicino e tante per annientarle, ma se no sono delle carte pilota, timone e quant'altro. Oppure le lettere, è chiaro che se uno aspetta un messaggio e gli esce subito lettera e poi fortuna e poi ad esempio allegria, è chiaro che la cosa è positiva per la persona che esce, no? Quindi questo è chiaro, però voglio dire, quando ci sono in mezzo a delle brutte carte, una carta che sembra veramente ribaltare la posizione, invece non deve essere vista in senso positivo, ma molto probabilmente il 90% è vista come se fosse al negativo, e questo è importante. Bene, io per oggi penso di aver detto tutto. Vi ricordo ancora che il Degana Maledetto Veneziano hanno fatto questo ebook speciale del prezzo di 50 euro che si può comprare tranquillamente nel sito del capitano.artevista.org. Si può preordinare, siamo già a metà strada, ci sono già parecchie persone che lo hanno già pagato e preordinato, quindi per quelli che chiaramente sono interessati alla radionica dell'estesia è un must, non deve assolutamente mancare, anche perché ha dei circuiti e ha dei numeri busbi personalizzati sulla persona che chiaramente aiutano. Diciamo che il ciondolo, che costa 150 euro, è una cosa orientata ai cabalisti. Questo invece è un ebook invece più di largo respiro, più in un certo senso possono praticamente utilizzarlo tutti, e chiaramente è qualcosa di interessante. Bene, cari amici, il vostro manetto è finito, e adesso farò un'altra pillola in cui spiegherò dei libri cabalistici. Vi presenterò un paio di libri cabalistici che non devono mancare nella biblioteca dell'esoterista, cabalista, ricercatore. Grazie cari amici, alla prossima, ciao, il vostro manetto